Buongiorno a tutti. Siamo qui per iniziare questa seconda giornata di formazione, muoversi in bici sicuri nel Veneto orientale. Siamo al secondo incontro, quello di oggi è mobilità ciclistica urbana di area vasta, misurare le attività in corso con comuni ciclabili. Allora, intanto il contesto. Noi stiamo lavorando sull'area vasta dei 22 comuni della Venezia orientale. L'anno scorso, dove è attiva la conferenza dei sindaci, una delle rare conferenze dei sindaci che ci sono in Italia, l'anno scorso la conferenza dei sindaci ha avviato un processo per il master plan della mobilità ciclistica che ha sviluppato un lavoro con tutti i 22 comuni assieme, un lavoro condiviso e partecipato per arrivare a una planimetria con tutti i percorsi ciclabili esistenti, di progetto e pianificati. Ecco, nel frattempo, quest'anno, con l'attività 2019, ci è arrivata dalla Regione Veneto l'indicazione del tracciato della Trilive, che struttura molto il territorio. Abbiamo avviato 22, io sono il tecnico Marco Passigata ingegnere, sono il tecnico incaricato di assistere il comune capofile, che è il comune San Donà di Piave, oggi qui rappresentato dall'assessore Lorena Marin, ma diceva che anche il sindaco Andrea Cereser si collegherà. Ecco, per cui con questo mio ruolo ho collaborato all'avvio dei 30 progetti di fattibilità tecnico-economica per dare continuità ai percorsi ciclabili esistenti, per cui sono 30 progettini di tratti che però assieme completano un sistema di 60-70 km, e questa è la cosa importante. Eccoci, per cui, però uno degli altri aspetti è la mobilità sostenibile nelle due funzioni, quella cicloturistica e quella urbana. Quella cicloturistica, ieri abbiamo fatto come conferenza dei sindaci, nello specifico la cabina di regia, un incontro per individuare 7 percorsi cicloturistici che verranno schedati e messi fatte le tracce GPS, eccetera, per sviluppare un certo materiale a funzione cicloturistica da divulgazione per attirare, come si dice, delle persone a pedalare sui territori. Eccoci. Però l'altra cosa invece è la mobilità urbana, per cui spostamenti casa scuola lavoro, e tra comune e comune anche, perché il grande sistema la potenzialità di lavorare con 22 comuni è che non si lavora all'interno del singolo comune, ma si lavora per mettere a rete i comuni minori verso i comuni principali, diciamo. Ecco, per cui questa è la forza di questo sistema. Allora, come lavorare per migliorare la qualità, la mobilità ciclistica urbana sui territori, insomma, in senso ampio, però ecco, proprio per arrivare a casa, scuola, lavoro, ospedale e tutti i grandi attrattori che ci sono a livello territoriale, stazioni ferroviarie, per esempio, centri commerciali e così via. In questo corso, l'altra volta, settimana scorsa, abbiamo fatto il tema pianificare per le persone, riqualificare gli spazi urbani. No? Ecco, e le parole chiavi di entrambi i relatori, l'ingegnere Francesco Avesani e l'architetto Matteo Dondé, sono state la mobilità per le persone e dare strada alle persone. Ecco, per cui, come ci ricordava Francesco Avesani, i vecchi piani urbani della mobilità prendevano in esame le automobili, ridurre i tempi di percorrenza ai tracciati, ridurre incidentalità, eccetera, ma comunque velocizzare la mobilità dei mezzi auto privati. I nuovi piani, invece, piano urbano della mobilità sostenibile, PUMS, prende in esame proprio le persone che si muovono, indipendentemente dai mezzi. Ecco, dando priorità, soprattutto nei centri urbani, al camminare e pedalare, insomma, no? Ecco, per cui ricordo che nella vostra area si è attivato il PUMS metropolitano ed è in corso di attività. Bene, allora oggi passiamo dal pianificare per le persone invece alla mobilità ciclistica urbana e di area vasta, e poi misurare le attività in corso con l'iniziativa Comuni Ciclabili. Abbiamo con noi i due relatori, sono Francesco Seneci della società Net Mobility di Verona, ci parlerà della mobilità ciclistica emergenziale di area vasta e le lunghe ciclovie territoriali. Francesco Seneci svilupperà due temi. Il primo sostanzialmente
dice il Covid ha portato dei cambiamenti, no? E di conseguenza bisogna fare in modo che la gente possa muoversi anche con mezzi diversi del trasporto pubblico, ma che non sia l'auto privata, ma che sia qualcosa d'altro, tipo camminare, pedalare, soprattutto nelle città, nei quartieri, ma anche tra comune principale e comune di vicinato. Ecco, Francesco Seneci per cui ci parlerà innanzitutto, come si dice, anche delle nuove norme che il decreto rilancio qualche settimana fa ha consentito. Sono norme attive perché sono modifiche del codice della strada, non sono idee, aspettative, proposte, no, sono norma già vigente perché è dentro il codice della strada, per cui sono applicabili. Ci parlerà di questo e ci parlerà soprattutto dell'esperienza che ha avuto e che sta facendo, perché è stato progettista per conto di Città Metropolitana di Bologna, e qui c'è l'analogia con noi, insomma, Città Metropolitana di Bologna che ha pensato un piano di mobilità sostenibile ciclistica legata al Covid su tutta la provincia di Bologna, per cui in analogia ai nostri 22 comuni. Questa sta l'analogia tra le cose che ci racconta lui e quelle che noi potremo trasferire su questo territorio. Poi, invece, nella seconda parte, Francesco Seneci, insieme con altre società di ingegneria, è stato progettista perché ha vinto il bando di Vento, ma anche di altre ciclovie nazionali che ci racconterà, e anche in questo c'è una similitudine con questo territorio, perché qui passa Trilive, ma le ciclovie nazionali non sono un progettino che va per conto suo, è un progettino che va dialogato, che va conosciuto, che va, come si dice, concordato con le amministrazioni e va progettato in senso univoco, si mette insieme pezzi che esistono con pezzi da progettare, insomma è un processo complesso. Allora, visto che abbiamo collegato oggi 22 comuni con sindaci e tecnici, un passaggio dell'esperienza di Francesco Seneci su queste, come si dice, cosa vuol dire fare una ciclovia nazionale lunga su più comuni, è una cosa che ci fa comodo. Eccoci, per cui questi due temi, ciclabilità urbana e ciclabilità extraurbana, cicloturistica di lunga percorrenza. Ho pensato in fase di progettazione di questo corso di agganciare a questi temi il concetto di misurare, cioè uno dice misuro quanto sta cambiando il mio territorio, misuro quante ciclabili ho, quante ne ho qualche anno dopo, quanta gente passa, eccetera, eccetera, ma che esperienze ci sono in Italia sul misurare? Ecco, direi che l'esperienza migliore che abbiamo è un'esperienza che ha avviato FIAB qualche anno fa, e qui abbiamo con noi Valerio Lorenzelli di Milano, che è anche parte del Consiglio Nazionale di FIAB, ha una serie di esperienze, architetto pianificatore, per cui insomma ha sensibilità su tutti questi temi, e il tema è quello proprio di fare una specie, che ogni comune faccia una lista delle cose che sta facendo e questa lista che tende a migliorare anno per anno. Non bisogna dire ho fatto abbastanza, bene, per 2 o 3 anni sono tranquillo, non devo fare più. No, ho fatto abbastanza, ma posso e devo continuamente migliorare, e questo sarà il tema di Valeria su tutti quanti i temi: cicloturismo, ciclabilità urbana, struttura della città, servizi, governance, eccetera. Bene, ecco, io ho utilizzato questi 12-13 minuti per un po' scaldare, come si dice, il tema e attendere che alcune persone anche si agganciassero. Sono le 11:14 e darei il via pertanto alla presentazione di Francesco Seneci, la mobilità ciclistica emergenziale di area vasta e le lunghe ciclovie nazionali. Grazie Francesco, prego, puoi iniziare. Grazie. Francesco Seneci è stato anche il progettista insieme con me della prima azione 2019 del master plan della mobilità ciclistica, ecco, per cui un progettista con una società di ingegneria come si dice, di sicura capacità e anche visione sul territorio e sul futuro. Grazie. Buongiorno a tutti. Una premessa: siccome ho avuto qualche problema di ricezione di quello che diceva Marco, può darsi che il problema sia mio. Nel caso non mi sentiste bene, me lo dite che in un minuto cambio rete e vedo di connettervi meglio. Vedete la presentazione? Si vede? Sì. Ok, allora possiamo cominciare. Ma intanto grazie dell'invito. Oggi i temi, come diceva l'ingegner Passigato, che vogliamo affrontare
sono due e sono legati tra di loro nel nostro caso da un'esperienza diretta di entrambi, cioè due lavori che insieme ad altri abbiamo sviluppato, e soprattutto dal fatto che sono due temi che, per quanto molto diversi, cioè un tema di mobilità ciclistica emergenziale e il tema della mobilità del cicloturismo sulle ciclovie nazionali, sono legati dal fatto che sono frutto di una pianificazione e una progettazione di area vasta. Questi sono, diciamo, l'elemento che li accomuna. Volevo cominciare con una brevissima premessa, faccio partire il cronometro così cerco di stare nei tempi che ci siamo dati. Una brevissima premessa rispetto al fatto che tutto quello che noi facciamo e sul quale lavoriamo, i temi della pianificazione, della progettazione che ci vedono coinvolti e dello sviluppo culturale che ci vede coinvolto, ha come obiettivo questo: avere più persone in sella ad una bicicletta, più persone che possano muoversi in bicicletta. Il nostro tema, il nostro obiettivo non è avere più piste ciclabili, il nostro obiettivo non deve essere avere più servizi per la ciclabilità, una bella ciclostazione, un bel servizio di bike sharing. Non sono questi i nostri obiettivi, questi sono strumenti. L'obiettivo che ci poniamo è questo: permettere alle persone di andare in bicicletta. E quando penso ai miei colleghi la settimana scorsa che hanno introdotto il tema riguardo al fatto che oggi pianificare e progettare ha a che vedere con le persone, non con le infrastrutture o con i mezzi, è proprio questo. Per anni abbiamo progettato e pianificato poco, progettato qualche volta, fatto fare a volte interventi infrastrutturali per le biciclette, piste ciclabili, percorsi ciclopedonali, senza porsi l'obiettivo che in realtà questo era quello che dovevamo ottenere, avere più persone in bicicletta. E in questa brevissima premessa volevo introdurre un concetto. Quando parliamo di ciclabilità parliamo di tanti mezzi differenti. La bicicletta non è una, le biciclette sono tante, ci sono quelle elettriche adesso sempre di più, ci sono le cargo bike, ci sono i carrellini, ci sono i tricicli per le persone anziane, ci sono le bici pieghevoli. Allo stesso modo abbiamo tanti tipi di utenti. Non c'è solo la persona che va a lavoro in bicicletta, ma c'è anche il ragazzo che va a scuola o il bambino che si muove accompagnato. Ci sono i giovani, ci sono gli anziani, c'è chi lo fa per fare shopping e chi lo fa per fare un giro nel tempo libero, tante utenze diverse, e allo stesso modo abbiamo tanti tipi di possibilità diverse di dare un servizio a questi utenti. Tutto questo in somma velocità per dire che il tema della ciclabilità ha a che vedere con la complessità. La ciclabilità, la pianificazione, la progettazione, la realizzazione di interventi per la ciclabilità non è una cosa semplice, non è una cosa banale come spesso abbiamo creduto o abbiamo voluto credere. E quando si ha a che vedere con la complessità, si ha a che vedere con la necessità di avere un governo. Bisogna che questi processi siano governati, ci vuole pianificazione, ci vuole progettazione, ci vuole una cabina di regia, ci vuole una buona direzione ai lavori, non sono cose che possiamo lasciar fare. Tipico caso: c'ho il centro commerciale, opera di compensazione, pista ciclabile, falla un po' come ti pare, fammela però. Ecco, questo è il tipico processo successo, oggi molto meno, ma fino a ieri al 99%, per cui abbiamo reso le nostre città piene di elementi che non, anzi controproducenti per la ciclabilità. Questa cosa deve cambiare. E il cambiare vuol dire prima di tutto che amministratori e tecnici si impegnano a pensare a questi processi come processi che vanno governati e anche processi che richiedono tempo e denaro, perché non è vero che la ciclabilità costa poco, costa molto meno di altri mezzi di trasporto, ma non dobbiamo far passare l'idea che
per fare ciclabilità basta poco o niente, perché è un'idea sbagliata e che anche questa ha portato nel tempo passato a fare errori di valutazione e sistemi che non hanno permesso veramente alle persone di salire in serie una bicicletta e di muoversi. Questa brevissima premessa aveva a che vedere con una cosa importante però, e cioè che soprattutto quando ragioniamo su aree vaste, con tanti attori, i processi non possono essere lasciati a se stessi, hanno bisogno di quello che spesso si chiama una cabina di regia. La prima vera invece considerazione di oggi è legata a quello che è successo e che sta succedendo, ahimè, con l'emergenza sanitaria legata al Covid-19. È abbastanza evidente che questa emergenza sanitaria ha modificato in maniera molto profonda le nostre esistenze, ha pervaso un po' tutte le dimensioni della nostra vita quotidiana, della vita delle società, dell'economia, e la sta modificando in modi di cui conosciamo i risvolti immediati, e devo dire che sempre di più anche i risvolti immediati spesso non si conoscono e non li comprendiamo, ma sicuramente non abbiamo percezione di quello che potrà succedere nel futuro. Anche quando il Covid sarà, se non risolto, almeno sarà possibile affrontarlo con una serenità maggiore di quella che oggi ci accompagna. Queste trasformazioni hanno avuto a che vedere in maniera significativa anche col tema della mobilità. Vi faccio vedere un ultimo dato di quello che sta succedendo in queste settimane per quanto riguarda la mobilità, quello che è successo nell'ultimo mese fino a venerdì scorso. Chiaramente c'è stato un inizio di lockdown per alcune regioni, per altre molto meno. Quello che si è riscontrato a livello italiano è che gli spostamenti con qualsiasi mezzo, cioè proprio gli spostamenti delle persone relative alle zone dei luoghi di lavoro sono calati del 30%, sono cresciuti gli spostamenti invece relativi ai luoghi della residenza, delle proprie case. Questo dato è identico sia nelle regioni rosse, chiaramente un po' superiore, ma è uguale anche per quelle che oggi chiamiamo le regioni gialle, dove le restrizioni oggi sono molto più blande, anzi se non dire completamente blande. Questo porta al concetto che peraltro con Marco già proprio nei primi giorni di lockdown di marzo avevamo sviluppato in un documento, quello della mobilità di prossimità, cioè questa trasformazione ha sicuramente portato a riconoscere lo spazio prossimo a noi, la nostra abitazione, ma il nostro quartiere anche, come uno spazio da vivere, a differenza diciamo, di quando poteva per taluni, non per tutti, essere magari soltanto lo spazio di passaggio nelle ore di punta tra casa e lavoro. Allora, la prossimità è probabilmente uno degli elementi importanti con cui avremo a che fare anche una volta finito in qualche modo l'emergenza sanitaria. È abbastanza evidente, ma c'è uno studio del Sole 24 Ore interessante che fa vedere come finito il primo lockdown moltissime imprese abbiano continuato con lo smart working passando dal 70 al 40%, ma comunque con elementi importanti di smart working. Probabilmente questo è un elemento che rimarrà. E rimarrà anche comunque il fatto che abbiamo riscoperto il concetto di prossimità e abbiamo riscoperto, se non altro per necessità, gli spazi prossimi a noi, anche solo per fare la corsa o la biciclettata che ci serve per tenerci in forma. Questo ha a che vedere con appunto la necessità di intervenire sugli spazi vicini a casa. In questo contesto quindi lo spazio che viviamo quotidianamente nel privato, la nostra abitazione, nel pubblico,
i luoghi dello stare della nostra città, soprattutto quelli del nostro quartiere, diventano necessariamente luoghi in cui dobbiamo lavorare per creare un nuovo benessere. La mobilità nuova, la mobilità sostenibile, cioè tutto questo processo verso una transizione, verso una nuova mobilità che abbia dei costi sociali molto più elevati. Adesso non entriamo in questo contesto, ma magari forse l'altra volta qualcuno ve l'ha accennato, ecco, probabilmente ha una relazione, vuol dire anche pensare a una mobilità della cura, cioè a un insieme di elementi che possono rendere i nostri spostamenti quotidiani, per quanto oggi contratti e domani magari ridotti, momento di benessere personale. Allora, tutto quello che è la trasformazione della città in logica di mobilità della cura è il nuovo processo su cui dobbiamo sicuramente metterci a ragionare e a sviluppare idee. A un certo punto, adesso è brutto dirlo e sicuramente è irrispettoso nei confronti di quello che sta succedendo, ma è abbastanza evidente nei fatti che la pandemia è stato uno stimolo verso una trasformazione e una transizione verso la mobilità nuova. Guardiamo quello che è successo a livello di governo centrale e di Parlamento, quando con i due decreti legge, decreto rilancio e decreto semplificazione, sono stati inseriti in maniera anche forse non del tutto chiara, cioè non del tutto accettabile, ma sono stati inseriti delle trasformazioni del codice della strada di elementi che era anni e anni che aspettavamo anche a livello tecnico. C'era stata una legge delega sulla modifica del codice della strada, la precedente legislatura, che non è riuscita a arrivare in fondo e fare queste trasformazioni. Adesso la pandemia ha sconvolto questa situazione e all'improvviso si è riusciti a introdurre delle trasformazioni molto significative, almeno dal punto di vista concettuale, all'interno del codice della strada, che sono trasformazioni che, se vogliamo, hanno introdotto degli elementi leggeri, chiamiamoli così, semplici, magari non facili da attuare, vedremo, ma comunque semplici nella loro realizzabilità, che trasformano un po' l'approccio della mobilità dolce, dei servizi, delle infrastrutture alla mobilità dolce. Questi elementi adesso non ci entreremo troppo nel dettaglio, perché altrimenti servirebbero tutti 40 minuti solo per questo, sono però ma sono necessari per capire anche, per esempio, quello che poi vi racconterò di Città Metropolitana di Bologna. Sono la nuova, la corsia ciclabile. Vado avanti velocemente, faccio vedere la corsia ciclabile, che non è da confondere con quello che già esisteva, cioè la pista ciclabile su corsia riservata, la famosa riga gialla che vedete nella foto a sinistra. Nella foto a destra invece c'è la nuova corsia ciclabile. La differenza tra le due, tra le tante cose che possiamo dire, la differenza tra le due è che la nuova corsia ciclabile è tendenzialmente sta dentro la corsia veicolare, quindi non costituisce, non ha necessità di spazi aggiuntivi nuovi fuori dalla corsia veicolare e può essere, quando necessario, valicata dagli autoveicoli. In questo caso, per esempio, vedete che lo spazio c'è per entrambi, ma in taluni altri casi potrebbero esserci meno spazio residuo per gli autoveicoli, e può essere valicata dagli autoveicoli quando le condizioni di traffico, di interferenza tra, tra veicoli che vanno in senso contrapposto, renda necessario lo spostamento dell'autoveicolo verso la corsia ciclabile. Questa nuova corsia ciclabile è una riga bianca tratteggiata, può essere continua qualora lo spazio lo permetta e può essere valicata dagli autoveicoli se è tratteggiata. Fa parte dell'ordinaria corsia veicolare, quindi non ho bisogno di nuovi spazi, e dichiara, diciamo, c'è un obbligo comunque per i velocipedi di utilizzarla come sulle corsie ciclabili e diciamo dichiara una cosa molto semplice. Qui, scusate, ho sbagliato direzione, dichiara una cosa molto semplice, dichiara in questa strada, come era già prima, le biciclette possono pedalare
Anche prima lo potevano fare. Adesso ti evidenzio questa cosa, te la rendo più chiara a te ciclista e a te automobilista, in modo che la presenza della bicicletta in strada sia chiara e sia accettabile, accettata e diciamo dichiarata a tutti i fruitori della strada. Poi è stato introdotto il doppio senso ciclabile. Allora, sia della corsia ciclabile che adesso il doppio senso ciclabile sono tutte cose che sono presenti in Nord Europa, in Europa in realtà, non in Nord, ormai in Europa, compresa Spagna, forse solo la Grecia, ma da molti anni, e che stavamo attendendo che anche in Italia diventasse norma. Il doppio senso ciclabile dichiara che è una corsia ciclabile come quella che abbiamo visto prima, che viene controsenso in un senso unico, è posta a sinistra chiaramente di un senso unico, delimitata da una striscia ciclabile discontinua come quella di prima. Anche questa valicabile dagli autoveicoli, si può fare sulle strade di quartiere e sulle strade locali, sulle E bis e sulle F bis, scusate, sulle E e sulle strade di quartiere, sulle strade locali, e poi sulle E bis e sulle F bis, che sono le F bis già presenti, le E bis, una nuova classificazione introdotta anche questa al decreto, le vediamo fra un attimo. Possono essere fatte indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza di sosta su ambo i lati e anche dalla massa dei veicoli che possono percorrere quella strada nel senso unico. Poi abbiamo la casa avanzata, che è uno spazio, diciamo, davanti alla linea d'arresto degli autoveicoli e con un corsello, una corsia ciclabile sulla destra che porta a questa casa avanzata, che permette due cose: ai ciclisti di non dover stare, diciamo, incolonnati dietro una colonna di macchine che si mettono tutte più a destra possibile, non lasciano passare le biciclette per portarsi davanti, e la bicicletta, ponendosi davanti, risolve un grosso problema di sicurezza che è, durante la ripartenza a un semaforo, la visibilità tra automobilista e ciclista. Tante criticità da affrontare, non è una cosa da fare copia e incolla, non abbiamo adesso il tempo, semmai ci saranno probabilmente delle domande dopo, ma non abbiamo adesso il tempo per affrontarlo. Poi è stata introdotta la strada E bis, le strade E sono strade di quartiere secondo la classificazione funzionale che si introduce certamente nei piani del traffico, e la strada E bis è una strada urbana dove la ciclabilità ha la precedenza, dove le biciclette hanno la precedenza. Un regolamento dovrà definire il segnale, qui ho messo quello del codice belga, per capire come più o meno potrà essere il segnale che dichiarerà questo tipo di nuova strada. E poi sono introdotte le strade scolastiche, la zona scolastica, in realtà anche questa era già possibile fare, bastava mettere un divieto di transito, per esempio durante le ore di ingresso e uscita nelle scuole, e già si è fatto e si faceva. Si è solo definito questa tipologia in maniera più chiara, con una classificazione, con una definizione, scusate, all'interno del codice della strada. Queste in estrema sintesi, scusate la velocità, ma nonostante la velocità ho sforato probabilmente anche i tempi che mi ero dato di questa cosa, per raccontarvi cos'è successo a partire da febbraio, con il tema dell'emergenza sanitaria. Una grande trasformazione, una normativa che in qualche modo è stata spinta a introdurre delle novità per dare delle risposte a un nuovo tipo di mobilità. Vi racconto adesso come queste risposte sono state affrontate all'interno della città metropolitana di Bologna nell'ottica degli itinerari ciclabili di transizione, e mi soffermo un secondo su questa parola perché sempre con Marco, in quel documento che abbiamo scritto nei mesi di marzo durante il lockdown, si parlava anche di questo. Si è parlato molto nelle fasi iniziali del lockdown, ma ancora adesso, di mobilità di emergenza. Ecco, a noi questa parola non piace perché l'emergenza è una soluzione che ha un tempo e che quando quel tempo è finito si butta via. Anzi, siccome ricorda delle brutte cose l'emergenza, meglio proprio buttarlo via e nasconderlo da qualche parte. Per noi bisogna parlare di transizione.
È un momento di passaggio, per esempio sulla mobilità, dove ciò che facciamo però non dovremo buttarlo via fra un anno, fra 6 mesi o quando Dio vorrà. Quello che stiamo facendo deve essere uno strumento magari leggero, magari che non avrà tempo infinito, perché è fatto anche con soluzioni che hanno dei tempi loro di sopravvivenza, diciamo, ma che danno adito a una transizione verso una mobilità nuova, una mobilità di tipo diverso, economicamente più sostenibile e dal punto di vista dei costi sociali più sostenibile. Quindi per noi il termine transizione è un termine molto importante e su cui dovremmo basare le scelte che in questo periodo andiamo a fare. La città metropolitana di Bologna è composta da 55 comuni, di cui 12 sono, diciamo, nella prima fascia intorno alla città di Bologna. La città metropolitana di Bologna negli anni passati, non in tempo di Covid, ha costruito un PUMS della città metropolitana in cui ha introdotto delle valutazioni molto importanti e molto forti proprio sulla transizione verso una mobilità sostenibile, introducendo i concetti di zona 30 e asse 30 in maniera pesante, significativa, come trasformazione anche di un modo di vivere la città e l'utilizzo dell'auto. Il tema della transizione verso i 30 km all'ora non c'è tempo per farlo, ma è un tema fondamentale. La velocità giusta in ambito urbano non sono i 50 km all'ora, sono per molti motivi ormai dimostrati, i 30 km all'ora sono la scelta giusta di velocità in ambito urbano, tranne alcuni corridoi che possono rimanere a 50 km all'ora. La città metropolitana di Bologna ha costruito questo PUMS con tante cose chiaramente, adesso mi soffermo solo su questa, perché a partire da questa, a partire dalla transizione verso una mobilità nuova, ha poi costruito un biciplan della città metropolitana, che è, credo, forse l'unica città metropolitana, o comunque una delle poche città metropolitane che ha costruito uno strumento così strutturato e così sviluppato in un territorio così ampio, ha preso in prestito da Pesaro l'idea di bicipolitana, che in realtà è un'idea che nasce 20 anni fa a Bolzano e non a Pesaro, ma che Pesaro ha reso importante in Italia, cioè questa strutturazione degli itinerari ciclabili come un vero e proprio sistema di trasporto, e il miglior sistema di trasporto che conosciamo è la metropolitana, anche dal punto di vista di rappresentazione grafica, e quindi ecco che anche la rete ciclabile diventa rappresentata come una rete metropolitana. Vedete che è un sistema molto complesso, una quindicina di radiali, delle trasversali, delle circolari, insomma adesso non entriamo nel merito, ma in tempo di emergenza Covid, invece Città Metropolitana decide di dare un forte impulso a questo progetto e grazie ai finanziamenti che provengono dal Ministero legati al decreto rilancio, di definire un insieme di interventi prioritari per fronteggiare l'emergenza Covid e quindi l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano, quindi non quello del tempo libero, che è un'altra cosa, ma quello quotidiano, in particolare nei percorsi casa-lavoro e casa-scuola, ma soprattutto casa-lavoro, quindi sulle direttrici principali, sulle radiali principali che collegano i comuni, 12 comuni di prima fascia con la città di Bologna. Questo lavoro nasce in accordo col Comune di Bologna, che lavora per conto suo su questo tema, cioè sulle ciclabili di transizione, ma il lavoro di comune accordo in modo che diciamo, la rete di transizione arrivi nei punti di confine tra i comuni e il Comune di Bologna e sia un tutt'uno e di una continuità. Quindi c'è una prima fase di ciclabili di transizione e poi una seconda fase invece
di maggiore strutturazione che serve per quegli interventi che richiedono interventi più strutturali e quindi anche un iter progettuale e realizzativo che ha un respiro che, come sappiamo, per le amministrazioni spesso vuole 1 anno, 2 anni, e quindi non può essere la risposta emergenziale. Questo lavoro vede coinvolti, abbiamo detto, 12 comuni e costruisce questa prima rete radiale, quindi sono 12 reti di 12, scusate, linee radiali di penetrazione dai comuni di prima periferia verso il centro, con interventi che sono interventi leggeri, quelli determinati dalla nuova norma. Abbiamo cominciato a lavorare su questa cosa a luglio, quando il decreto era appena uscito, abbiamo dovuto aspettare che alcune cose fossero un po' più chiare, che i soldi arrivassero dal Ministero, perché non erano ancora, anzi non sono ancora del tutto arrivati, ma comunque introducendo tutta una serie però di interventi leggeri che avessero da un lato la possibilità di essere progettati in maniera molto veloce, dall'altro di essere realizzati in maniera molto veloce e che avessero vedessero i lavori, diciamo, chiamiamoli edili, meno pesanti, in modo che potessero essere in molti casi assegnati alle imprese all'interno, per esempio, degli accordi quadro per gli affidamenti dei servizi pluriennali di gestione e manutenzione delle strade o di manutenzione della sola segnaletica, quindi potessero anche essere pensati con un iter amministrativo molto veloce. E quindi zone 30 in maniera pesante anche su assi stradali importanti, penso per esempio alla via Emilia, che da est a ovest attraversa tutto questo ambito, interventi sulle rotatorie per la messa in sicurezza emergenziale delle rotatorie stesse, con interventi anche di tipo, adesso non so se conoscete il tema delle ciclabili pop-up, o comunque queste ciclabili nate dal nulla all'improvviso, quindi anche con interventi di tipo da cantiere, quindi con cordoli in gomma e delineatori di ostacolo provvisori, ma nell'ottica che queste cose fra un anno saranno risolte dagli interventi di fase 2 strutturali, che invece richiedono interventi, per esempio sulle rotatorie, più strutturali sul bordo esterno della rotatoria stessa. Le corsie ciclabili, le case avanzate, interventi di messa in sicurezza degli attraversamenti ciclabili. Quindi 20 km di intervento che servono a ricucire in realtà pezzi di ciclabili già fatte, cioè già presenti, insomma, e quindi ricuciture di questi sistemi. Sono quei tratti che vedete in giallo e che danno appunto una continuità a sistemi verso la penetrazione verso Bologna, che è la destinazione per molti lavoratori di questa prima periferia, è la destinazione finale. 1 milione di euro il primo investito, 14 km di corsie ciclabili, 1 chilometro di piste ciclabili separate, quelle vere per capirci, tra virgolette, 5 km di messa in sicurezza di ciclabilità su strada, quindi in promiscuo, strada F bis o strade E bis, 23 case avanzate, 5 rotatorie messe in sicurezza, 52 attraversamenti ciclabili. Al di là dei numeri, il tema fondamentale è come questa cosa è stata fatta. Allora, chiaramente c'è un livello di regia che è la città metropolitana, fondamentale, perché 55 comuni o 12 della prima fase non sarebbero riusciti a mettersi d'accordo, non sarebbero riusciti senza una regia sopra, non tanto a mettersi d'accordo per bene intendere, ma a strutturare l'ambiente in cui fosse possibile trovare degli accordi e e tessere in modo organico questi accordi, in modo che quello che si andava a costruire fosse una rete di trasporto che in quanto complessa va pianificata, perché deve essere una rete di trasporto continua. Ciò che fa un comune deve avere senso rispetto a quello che fa il comune vicino, non tanto e solo dal punto di vista che uno arriva a destra e uno arriva a sinistra di una strada, tipico caso che se vogliamo possiamo raccontare che può essere successo, ma anche dal punto di vista dell'omogeneità degli interventi, soprattutto in questo momento in cui la norma è ancora, non c'è un regolamento, insomma la norma
sta ancora evolvendosi anche tra noi tecnici nelle scelte che vanno fatte. Ci voleva un'omogeneità di scelta, che scusate, non vuol dire la migliore, nel senso, a noi ci hanno coinvolto come consulenti esterni per produrre il progetto di questa idea e noi abbiamo buttato le nostre idee. Noi le riteniamo buone, ma forse non sono le migliori, ma in questo momento e in tutti i momenti l'importanza è che ci sia un'omogeneità, cioè che tutti i 12 comuni producessero insieme la stessa soluzione, sia come colorazioni, sia come scelte di dimensioni, sia come tipo di riga bianca messa per terra, come tipo di logo che andremo a definire, perché poi queste cose vanno per terra, ci saranno appunto dei loghi che racconteranno che quella cosa che stiamo facendo è una direttrice, non è solo un pezzettino, cioè ha una sua continuità. Allora, tutte queste cose, dalle più semplici alle più complesse, hanno bisogno di omogeneità, se no la riconoscibilità del sistema non c'è. E invece proprio sul tema della rete ciclabile, la riconoscibilità sia da parte del ciclista, ma anche da parte degli altri utenti della strada, è un dato fondamentale. Allora, la regia della città metropolitana è stata fondamentale per creare questa risposta omogenea di tutti i comuni, 12 adesso, ma che poi nello sviluppo della bicipolitana diventeranno tutti 55 comuni, tessendo una rete che avrà una sua uniformità in tutto l'ampio territorio della città metropolitana. Poi c'è stata una forte convergenza di volontà tra le amministrazioni, che non era scontato, che hanno colto la forza propositiva e propulsiva importante della città metropolitana, hanno riconosciuto anche nell'emergenza sanitaria il momento per ridare una risposta e si sono impegnati nel cooperare, nel cofinanziare in realtà anche questa rete. E poi la chiamata anche di consulenti esterni, perché spesso è difficile poi dare un'omogeneità quando gli attori sono molteplici. Le minacce che abbiamo trovato sono quelle classiche, non ci sono i soldi per far tutto, perché manca spesso la possibilità di dare risposte veramente rapide. Si sarebbe voluti essere molto più rapidi, ma poi i problemi amministrativi, li conoscete voi meglio di me, i problemi amministrativi che subentrano sono spesso importanti e non rendono la risposta così veloce come avremmo voluto essere. Un passaggio è, ancora una volta, sulla parte economica. Questi interventi sono leggeri, questi interventi non costano come fare un'autostrada o una strada nuova, ma costano comunque soldi. E devono costare soldi, perché comunque sono elementi di transizione. Faccio un esempio. La corsia ciclabile che abbiamo visto essere praticamente in strada, anzi è in strada per sua definizione, sarà spesso e volentieri transitata con le ruote, cioè spesso e volentieri gli autoveicoli transiteranno sopra la striscia. Ora, fare queste strisce con la classica vernice stradale, tempo 6 mesi sono scomparse. E allora avremo fatto le ciclabili di emergenza. Fra 6 mesi non ci sarà più l'emergenza, speriamo, Dio vuole, ma non avremo fatto le ciclabili di transizione. Se facciamo delle cose che fra 6 mesi scompaiono, peraltro avremo fatto anche una dichiarazione di intenti molto chiara. Ti sto facendo una cosa ma non mi interessa. Fra 6 mesi non ci sarà più, è lo stesso. In questo caso, per esempio, noi abbiamo ipotizzato l'uso di un termoplastico spruzzato, quindi una vernice, quella autostradale per capirci, che dura 2 anni, non 6 mesi, costa molto di più, come costano di più le colorazioni che abbiamo previsto all'interno delle rotatorie, quindi un investimento che a volte qualcuno dice, ma così tanto per fare 2 righe? Sì, così tanto, perché questo che facciamo ha il diritto e il dovere di rimanere qua almeno 2 anni, poi va mantenuto, ma non può scomparire, non possiamo farlo oggi dicendo, ma sì, tanto vale, lo faccio adesso, poi non penso cosa succede fra 6 mesi. Quindi, ultima conclusione, poi passo al tema successivo, anche se mi rimane un po' troppo poco tempo, è comunque gli investimenti servono. Non pensiamo che siccome stiamo parlando di emergenza, non pensiamo che siccome stiamo parlando di mobilità dolce, non serve investire. Bisogna capire su cosa non investire più e su cosa invece investire oggi.
Il secondo tema, che era un po' il tema, è invece un'altra esperienza importante. Ora mi rimangono 5 minuti, magari sforerò un pochino, chiedo scusa a Lorenza a Valeria, è stata che mi deve eseguire, ma cercherò di finirlo in velocità. Chiedo anche al moderatore Passigato semmai di dirmi a un certo punto quando è Sì, sì, assolutamente ora. 10-15 minuti, Francesco, va Va bene? bene, ok. Ed è il progetto di fattibilità tecnico-economica della ciclovia Vento, che è la prima ciclovia, credo che di cui è stato approvato il progetto, ex progetto preliminare, giusto per farla breve, all'interno del Sistema Nazionale Ciclovie Turistiche. È un'esperienza che abbiamo compiuto all'interno di un raggruppamento temporaneo di imprese, siamo 4 imprese, insieme a noi c'è Ecoprogetti, siamo in Mobility, che è la mia società, c'è Ecoprogetti, Mate, Parcenello e Partners, che cito perché quello che vi racconterò è frutto di un lavoro complesso fatto da tante teste, non solo le nostre, della nostra società, e con le quali peraltro, dopo aver vinto la gara per la progettazione preliminare dell'evento, ci siamo giudicati anche la gara per la progettazione preliminare della ciclovia del Garda lato lombardo, dell'Adriatica, della Tirrenica e adesso anche della Magna Grecia. Quindi ci stiamo facendo un bel giro d'Italia perché dovremo progettare, stiamo e dovremo progettare molte, se non tutte, tranne Ciclovia del Sole, ciclovie nazionali d'Italia. Quindi un'esperienza importante, peraltro molto bella. E molto bella per noi che ci lavoriamo, non tanto per quello che necessariamente vi racconterò. L'evento la conoscete, penso, sono 700 km da Torino e Venezia, che tocca con una spina anche Milano e tocca 4 regioni, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto. In 5 minuti cerco di riassumervi alcuni degli elementi salienti di questo progetto, che ha a che vedere però sempre col tema da cui siamo partiti, cioè stiamo parlando di una ciclovia di area vasta in cui chiaramente la complessità da cui siamo partiti nella prima slide è un elemento fondamentale, non tanto la complessità della ciclovia, che soprattutto la Vento, a differenza delle altre, è in sé abbastanza semplice, perché segue per lo più gli argini del fiume Po, entra in contesti urbani in vari tratti, quindi ha delle complessità, ma in generale siamo nella pianura padana, non abbiamo grosse complessità. Però è una complessità dettata anche in questo caso da una geografia amministrativa molto complessa. È importante e necessario citare che questa ciclovia nasce da 10 anni di pesante lavoro fatto dal professor Pileri, che l'ha inventata, se vogliamo, e gli ha dato una sua identità, il professor Pileri del Politecnico di Milano, che in questi, dico 10, forse anche qualcosa in più, li ha inventata, l'ha supportata, l'ha spinta e l'ha costruita palmo palmo, pedalandola tutta, e quindi va giustamente citato. Noi come società non abbiamo fatto altro che dare la parte di progettazione preliminare a un'idea che c'era già. Il professor Pileri diciamo, ha fatto quello che direi FIAB ha fatto per il resto delle ciclabili nazionali con Bicitalia, cioè dare un'anima a qualcosa che fino a poco tempo fa non era altro che una riga su una cartografia. Dicevamo, la geografia amministrativa dell'intervento è il primo elemento di complessità. Parliamo di 133 amministrazioni coinvolte tra regioni, province, città metropolitane e comuni. Parliamo di una miriade di consorzi di bonifica, parchi, enti di gestione, enti gestori delle strade, cioè una serie di elementi che entrano in geografia amministrativa molto complicati. Chiaramente parliamo di un inserimento urbanistico, di un'analisi di vincoli, di un quadro delle tutele, dei valori di contesto che fanno riferimento a regioni diverse, quindi normative diverse, che fanno riferimento a province diverse, quindi piani provinciali diversi, che fanno riferimento a 118 comuni diversi, quindi 118 piani regolatori diversi. Quindi la complessità, la capite, è enorme. Anche qui, tutto parte, a parte dal Politecnico del professor Pileri come anima di questa cosa, parte dalla volontà di 4 regioni
e in particolare della regione capogruppo, di farsi promotrice di un progetto preliminare unitario. Lo chiamo preliminare, che è più facile, anche se il nome è vecchio, unitario. E questo, secondo me, è la prima carta vincente, perché questo elemento permette di dare, abbiamo detto prima, omogeneità di progettazione, omogeneità, ma anche omogeneità di modo di approcciarsi alle difficoltà, alle criticità, ai temi, che è la carta vincente, che deve essere la carta vincente di una ciclovia nazionale. Se le spezziamo anche solo fra regioni, questo elemento può determinarne in realtà un impoverimento della soluzione finale. Porto l'esempio, per esempio, del Garda, della ciclovia del Garda. Questo è il mio timer che mi dice che avrei finito, scusate, i miei 20 minuti, mi prendo ancora 5 minuti. Dicevo, porto l'esempio invece dell'altro progetto che in questo momento stiamo affrontando, che è la ciclovia del Garda, dove c'è una regia unica, che è quella della provincia di Trento, ma la scelta non è un giudizio, è puramente un dato di fatto, è stato quello di scorporare sulle 3 regioni, Veneto, Trentino e Lombardia, le 3 progettazioni. Quindi provincia di Trento la fa la provincia autonoma di Trento, in Veneto la fa Veneto Strade, e sulla Lombardia hanno fatto una gara e ci siamo aggiudicati ancora con lo stesso RTP la progettazione preliminare del lato lombardo. Poi abbiamo un tavolo tecnico che mette insieme tutti gli attori, ma già è diverso. Già cogliamo che approcciare l'anello del Garda con un tavolo tecnico che mette insieme attori diversi anche dal punto di vista progettuale sta portando a delle differenze nell'approccio omogeneo al tema, e questo potrà essere un problema, e lo potrà essere soprattutto dopo, nelle fasi di gestione in cui non entriamo, ma che forse è già stato introdotto, magari Marco può entrare, che sono poi la parte importante dei passi successivi. Andando avanti molto velocemente, il progetto deve partire da alcuni criteri base, quelli per vento, e che sono quelli che poi sottendono anche gli altri progettazioni che stiamo facendo, sono quello della sicurezza, è il primo tema, che però viene coniugato in maniera diversa. C'è una sicurezza legata ai pericoli, per esempio, di quando ci si muove su un argine, ma poi c'è la sicurezza invece legata, per esempio, alla promiscuità, ai tratti in promiscuità con i mezzi veicolari. C'è un tema della semplicità. La semplicità ha a che vedere da un lato con l'economicità anche, perché chiaramente abbiamo 700 km di piste tra già esistenti, ma da riqualificare, da mettere a posto, da progettare. La semplicità è anche un modo per riuscire a farla tutta in tempi brevi, o farne il più possibile in tempi brevi, perché se facciamo troppo complesse, a parte i tempi, ma poi i costi aumentano e semplificano. Ma la semplicità ha anche a che vedere poi con poche scelte, ma che rendano in maniera leggibile il percorso in maniera uniforme. Poi c'è un tema dell'economicità, dei criteri di costi-benefici da affrontare, la flessibilità modale, la capacità del percorso di attaccarsi alle altre scelte modali, la ferrovia per esempio, ma il fiume anche, e anche a stimolare per esempio sul fiume nuove o nel lato veneziano sulla laguna nuove possibilità di utilizzo dell'acqua per l'intermodalità. E poi l'attrattività, bisogna chiaramente fare in modo che questa pista sia appetibile, abbia qualcosa che permetta di rendere attrattiva. E tutto questo è legato chiaramente ai requisiti di pianificazione e standard tecnici di progettazione che sono definiti dall'allegato A della direttiva 375 del 2017, che dice le ciclovie nazionali, ma poi noi questo lo stiamo anche a cascata e semplificandole, portandole su altre ciclovie territoriali su cui lavoriamo, requisiti di pianificazione, adesso ve li cito molto velocemente, ahimè, ma insomma, attrattività, capite cosa vuol dire?
fruibilità, interconnessione e intermodalità, quindi deve essere attrattivo, legarsi bene ad altre scelte modali ed avere una serie di servizi opzionali che permettono di essere fruita in sicurezza, per esempio l'accesso al wifi per poter, o a sempre essere connessi col telefonino per poter chiamare i soccorsi, faccio un esempio, insomma, di servizi opzionali. E poi ci sono gli standard tecnici di progettazione, che sono l'attrattività, ancora una volta, cioè la pista deve essere attrattiva, deve essere sicura, deve essere percorribile, fruibile, con continuità, deve avere un sistema di segnaletica e di riconoscibilità e deve avere dei servizi, anche qui opzionali, che devono essere progettati. Non so se conoscete questi requisiti, questi standard, scusate, ma questi standard definiscono un ottimo, cioè portano a definire i tratti e la pista ciclabile nella sua interezza, la ciclovia nella sua interezza, come sufficiente, buono, ottimo, a seconda che il 70% o il 50% del tracciato si arrivi a, dando dei punteggi, a una qualifica di ottimo o di buono. Ed è uno strumento con qualche difficoltà applicativa, ma che permette di indirizzare le scelte progettuali e chiaramente determina sul progetto necessità di intervento. Per esempio, i requisiti di pianificazione richiedono di identificare tutte le emergenze naturali, le emergenze culturali, le cose che la rendono fruibili, bike sharing, parcheggi auto, le stazioni, i porti, piuttosto che i servizi opzionali, noleggio bici per esempio, e definirli in un buffer intorno al percorso che stiamo facendo. Tutto il lavoro che abbiamo realizzato, adesso salto un pochettino perché sennò sforo troppo, ci sono altri standard, ma tutto il lavoro che abbiamo realizzato in realtà l'abbiamo realizzato non in modalità CAD, ma in modalità di opere d'arte. Non vi faccio vedere, non vi faccio vedere neanche il fatto che chiaramente abbiamo avuto delle migliorie locali, delle varianti in comparazione tra scelte diverse, delle varianti che sono nate dai workshop con i cittadini, ma vi dico soltanto abbiamo lavorato e poi chiudo in sistema GIS e non in sistema CAD. Visto il tipo di, sono 700 km di progetto, non ci interessava chiaramente fare la strisciolina di pista ciclabile che si vedesse in CAD disegnata sopra un argine. Quello che abbiamo fatto è strutturare un sistema GIS, quindi un sistema che peraltro è interrogabile, che dichiarasse e che vestisse, diciamo, il nostro stracciato con tutta una serie, un database, con tutta una serie di informazioni che erano legate alla sezione tipo, al tipo di parapetto, all'illuminazione, alla pavimentazione di quel dettato del progetto e alla presenza di espropri e tutta una serie di elementi che sono andati a costituire chiaramente tramite lavoro su sezioni tipologiche e elementi puntuali, eccetera, espropri, un quadro economico generale che alla fine si è chiuso a 110 milioni di euro. E l'ultimo passaggio, però Marco, questo forse sto sforando troppo, chiedo a te, perché l'ultimo passaggio sarebbe quello dei lotti prioritari, perché fatto i 110 milioni di euro, siccome i soldi non ci sono tutti, poi bisogna andare a riuscire a capire da dove partiamo. Ma io direi che scegliere le priorità è sempre un tema importante. Mi pare che anche molti sindaci si domandano ma da dove si comincia? E di Esatto, conseguenza allora 2 minuti, 3 minuti te li do. dai, 3 minuti velocissimi, sono le 12.03, 12.06, chiudo. Appunto il criterio di scelta dell'atto prioritario è stato fondamentale. Primo perché c'erano tanti attori, ciascuno vorrebbe il suo, anche se poi gli attori in questo caso erano 4, le 4 regioni, perché sono loro che si sono assunte l'onere di scelta e di gestire il processo. Poi perché i primi soldi erano molto meno di 110 milioni che costava tutta l'opera, e poi perché insomma bisogna capire quali sono i criteri. Allora ci sono dei criteri di tipo economico-amministrativo. Intanto bisogna dividere equamente fra gli attori, fra le 4 regioni, insomma questo era un elemento necessario per diciamo, anche una valenza politica, ma nel senso giusto della parola, cioè di ricaduta su tutto il contesto sociale su cui Vento si sviluppa. Poi c'è l'integrazione con le altre opere già programmate, cioè devo fare in modo che la mia opera entri in sinergia con altre opere che sono già programmate, che sono in fase di realizzazione, hanno già dei finanziamenti e che magari mettendole insieme amplificano
la soluzione. E poi la capacità di confinanziamento da parte di altri enti. Ho dei soldi che arrivano dal Ministero, se gli altri enti mi mettono altrettanto, io riesco ancora una volta ad amplificare il sistema, chiaro che vado a preferire laddove ho la possibilità di mettere più soldi. Poi c'è un tema costi-benefici. Abbiamo bisogno di interventi strategici che diano continuità al percorso. Magari un piccolo pezzo mi rende fruibile 70 km di pista perché prima o dopo ho già qualcosa di esistente. Allora quel piccolo pezzo magari ha poco senso in sé, ma ha grande senso nella strategicità della continuità. Poi chiaramente abbiamo diviso in interventi di breve e medio termine per una fase 2, quindi i primi interventi di fase 1 vanno a quei pezzi strategici perché con poca spesa danno tanto risultato, poi gli interventi di breve e medio termine sono invece quelli che costituiscono la parte preponderante delle opere, magari hanno un costo maggiore, ma vanno a definire in maniera abbastanza completa la rete. Poi per ultimo alcuni elementi che costano probabilmente molto peraltro e hanno anche orizzonti a volte non proprio certi di realizzabilità. Ci sono per esempio alcuni grandi ponti sul Po che hanno necessità però di valutazioni molto più approfondite. Poi c'è il tema dell'emergenza, cioè le cose importanti che dobbiamo servire. I poli urbani di interesse vanno serviti, perché se uno pedala su questa ciclovia vuole andare a Milano a vedersela, difficile che voglia stare 4 giorni sempre su un argine del Po. Quindi i punti di interesse vanno serviti, sono un altro elemento di valutazione importante. Poi l'intermodalità, devo arrivarci in qualche modo su questa ciclovia, quindi i punti che mi portano all'intermodalità sono fondamentali. E poi le emergenze storico-ambientali lungo il percorso che danno significato al percorso che stiamo facendo. E infine i processi di governance ancora importanti. Teniamo conto dei processi di governance che sono già in atto, tra enti e attori anche differenti, quindi ciò che già sta muovendosi diamogli aria, cerchiamo di farlo crescere. Poi ci sono anche la capacità diversa dei diversi territori di sapersi proporre come destinazione turistica, e qui è importante perché noi dobbiamo attirare persone su questa ciclovia nazionale, quindi dobbiamo avere dei territori che sappiano dare risposta subito. È inutile che facciamo una pista in un territorio che non è ancora pronto. Facciamo un territorio che è già pronto e lavoriamo invece con altri soldi a formare i territori che non sono ancora pronti. Quindi nei territori non ancora pronti non facciamo la pista, ma facciamo i processi che servono preliminarmente all'introduzione della pista. Ho preso un minuto in più, chiedo scusa, chiedo scusa soprattutto a Lorenzelli se mi sono dilungato, grazie a tutti. Grazie Francesco Seneci, se fossimo in una sala pubblica riceveresti l'applauso. Qui non ha senso che lo facciamo, tanto potremmo aprire i microfoni, ma sarebbe troppo complicato. Grazie per il tuo intervento. Mi sono segnato una serie di cose. Innanzitutto ieri, parlando dei famosi 7-8 percorsi di cicloturistici che stiamo immaginando sul territorio, che abbiamo anche già immaginato, scendendo poi invece in termini progettuali su quelli dei famosi 30 tracciati da progetti preliminari cosiddetti in via di esecuzione, saltava sempre fuori, ma la strada provinciale che attraversa il piccolo paese, zona 30, ma la corsia ciclabile, ma la provincia, ma questa provincia che in genere le province sono sempre quelle che ostacolano, no? E invece poi vedere Città Metropolitana di Bologna, e invece lei è quella che facilita e che mette insieme. Ecco, per cui due grandi scenari, no? Ecco, per noi progettisti spesso la provincia ci ostacola, e invece in alcune province sono quelle che mettono insieme e che facilitano. E questa, per cui, poi un altro passaggio interessante, queste cose che ci ha raccontato Francesco Seneci sulle strade scolastiche, le corsie ciclabili, le case avanzate. Ecco, questi sono tipici progetti urbani. Non credo che sia un tema di conferenza dei sindaci di 22 comuni, ma la conferenza dei sindaci di 22 comuni oggi sta facendo promozione finché ogni comune singolarmente queste cosine ce le faccia a casa sua, insomma, no? Ecco, per cui è un invito a tutti i 22 comuni di pianificare per il 2021 propri interventi all'interno. Ovviamente la conferenza può ed è bene, come in questo momento, che possa dare un aiuto, un supporto, un indirizzo e così via. Ecco, poi c'era tutto il tema di governare la complessità, no?
Ecco, la complessità che vuol dire tante cose da mettere insieme, mettere a sistema, e il Valerio Lorenzelli poi con Comuni Ciclabili ci dirà quante cose, in quanti modi la ciclabilità si può contabilizzare e misurare, no? Ecco, poi Francesco ci parlava delle ciclovie in azione e l'attrattività, no? L'attrattività al contorno. Ecco, ma allora sia per la Trilive che passerà sul nostro territorio che per gli 7-8 itinerari cicloturistici che stiamo immaginando, no, su tracciati più o meno esistenti già, l'attrattività al contorno vuol dire io passo davanti a una chiesa, ma è aperta, passo davanti a un museo, ma è aperto, è visitabile, no? E se trovo una bella villa visitabile, io che sono in bicicletta, che magari ho una bici elettrica che vale 2-3 mila euro, che magari c'ho sulle borse con tutte le borse della vacanza, vado dentro la villa, sto dentro 30-40 minuti, ma la bici, ma ce l'ho un posto a mettere al sicuro, o la lascio fuori legata lì e poi quando torno mi è sparita una borsa, no, per esempio. Eccoci, per cui attrezzare non solo i tracciati, non solo le cartografie, ma attrezzare dei servizi. Ecco, questo è un poco, poi il passaggio rassicurante. Tu dicevi lavorare con il GIS, questi sistemi integrati di analisi dati, e anche il nostro Master Plan 2019 e gli elaborati che stiamo facendo nel 2020 sono fatti su GIS, per cui eccoci. Anche interessante, grazie, del tutto il tema da dove si comincia, no? Perché spesso i sindaci poi lavorano insieme, poi quando è ora di decidere dove si fa l'opera passano da amici a competitor, no, e restano ancora amici, però sono competitor. Eccoci, allora così. Bene, allora io darei la parola a Valerio Lorenzelli, che ci parlerà appunto della piattaforma o comunque questa idea di comuni ciclabili, di mettere in qualche modo a confronto le varie esperienze, però in un quadro, come si dice, di prospettiva anche di non solo comune ciclabili, ma da bacino, area vasta ciclabile, no? Ecco perché la Venezia orientale, su 22 comuni, già 3 sono dentro comuni ciclabili, insomma, no? Per cui sono San Donà, Jesolo e Cavallino, sono anche confinanti tra loro, per cui diciamo che una mini area vasta si è già creata, perché sono già 3 connessi, insomma, no? Ecco, l'ideale sarebbe riuscire che da 3 diventassero 7, 8, 9, 12, 13, magari connessi ancora, insomma, e non singole tessere di un mosaico. Ecco, per cui Valerio Lorenzelli, ti darei la parola per la tua presentazione e grazie di essere qui con noi. Allora, buongiorno a tutti. Io condivido lo schermo, lo vedete? Sì, benissimo. Ok, adesso vedo anche voi molto meglio. Ok. Buongiorno a tutti. Allora, Marco mi ha già presentato, io nasco come pianificatore territoriale che conosce FIAB in terre lombarde, della Bassa Lombarda, nella zona di Cremona, perché stavamo ragionando su effettivamente un distretto del commercio, ancora nel 2012, e per parlare di attrattività a livello territoriale abbiamo... Mi sentite? Sì, immagino di sì. Okay. Per parlare di infrastrutturazione e attrattività territoriale, così come Francesco prima raccontava, di fatto la bicicletta è una delle leve più importanti per portare la percorribilità, insomma, e l'attrattività del territorio. A quel punto nulla, nel 2017, dopo qualche anno di attività dentro FIAB, io e il presidente attuale Alessandro Tursi ci siamo cervellati e abbiamo cercato un modo per portare tutto lo scibile della ciclabilità a portata di mano delle amministrazioni. Nel senso che il tema della misurabilità e del programma di lavoro per portare un territorio ad essere ciclabile, dalla pista ciclabile al comune ciclabile, è stato, come dire, un processo di metaprogettazione che ha sfornato questa idea. L'idea che di comuni, noi
immagino sappiate chi è FIAB. FIAB è un'associazione comunque che ha due livelli, ha una serie di livelli, ha una numerosissima presenza capillare su tutto il territorio italiano e ha espresso un secondo livello di carattere nazionale che fa da coordinamento. E quindi voi vi immaginate quante sono le realtà completamente diverse da poter coordinare. E anche così come il progetto di Bici Italia ha tentato di mettere a sistema tutti quelli che sono i percorsi, così come si raccontava prima con Francesco Seneci, in realtà Comuni Ciclabili è un progetto che cerca di andare a trasformare qualsiasi realtà amministrativa, qualsiasi territorio comunale in un luogo un pochino più ciclabile. Per fare questo i meccanismi e le leve su cui un'amministrazione comunale può lavorare, come abbiamo visto, sono tantissime, e quindi a questo punto il concetto era: da che parte partiamo? Cioè, il tema è proprio capire quali sono gli strumenti e, come dire, la roadmap, la strada per poter arrivare. Allora noi abbiamo cominciato a pensare a un meccanismo premiante, una sorta di gamification, dicono quelli bravi, in cui i comuni si vedono misurare rispetto ai propri risultati. Da un certo punto di vista andiamo a fare l'esame del sangue, né più né meno, no? Non si tratta di fare, come dire, di andare a mercanteggiare questo tipo di valutazione. In realtà noi stiamo vedendo che i comuni che ci credono, che hanno già investito nella ciclabilità, trovano comunque positivo e sfidante la partecipazione a comuni ciclabili, perché comunque noi andiamo a portare tutte le situazioni in una situazione assolutamente comparabile. Abbiamo un mega foglio Excel in cui tutte le caratteristiche vengono ponderate sulla base della popolazione, degli abitanti, e in qualche modo c'è una valutazione, diciamo, qualitativa che recuperiamo dall'analisi di ogni tipo di metro che andiamo a verificare, perché verifichiamo tutti i metri di ciclabili, e una sorta di giudizio qualità da parte dell'associazione locale. È una sfida, nel senso che vi faccio l'esempio di Castiglione della Pescaia. Castiglione della Pescaia ha iniziato questo percorso, si è unito a Fiesole e insieme hanno coinvolto tutto il bacino. Questo perché dal punto di vista turistico loro lo hanno ritenuto una delle iniziative più di appeal. Vi faccio un esempio: Castiglione della Pescaia è stato uno dei comuni che ci ha chiesto di trasformare la bandiera, che era da un 50 per 70, ci ha chiesto di trasformarla in 1 metro per 2. E dopo avercelo chiesto da 1 metro per 2 ne ha comprate 15, perché l'ha messa lungo tutto il lungomare. Quindi, oltre ad avere la bandiera blu sul lungomare della spiaggia, Castiglione della Pescaia ha anche le nostre bandiere gialle della ciclabilità. E loro ovviamente hanno, come dire, spinto molto, sono stati molto proattivi rispetto a questa attività. Quali sono i vantaggi per semplificare? Sicuramente poi lo vedrete, noi andiamo a dare da 1 a 5 bike smile ad ogni amministrazione, poi vediamo i parametri. In realtà i benefici, volendoli riassumere, sono questi che vi ho un po' già anticipato. Credo che uno degli elementi più importanti sia avere la roadmap. Di fronte a una presentazione di Francesco, io mi inchino rispetto alla conoscenza, come dire, alla grandezza della conoscenza e dell'expertise che uno ha. Non sempre nelle amministrazioni, non sempre negli uffici tecnici troviamo la stessa consapevolezza rispetto alle gestioni delle questioni ciclabili
e della ciclabilità. Per cui nel momento in cui noi andiamo a chiedere, facciamo una scheda di adesione, poi ve la farò vedere, sostanzialmente diamo la possibilità di scegliere tra le opzioni rispetto alle azioni possibili. Vi faccio un esempio: un comune che sta per concludere l'amministrazione non potrà fare grandi cose, ma sicuramente potrà istituire una figura come l'assessorato al bene pubblico, ovvero porre all'attenzione della giunta delle azioni dell'amministrazione l'attenzione allo spazio pubblico, alla cura e all'equilibrio tra auto e bicicletta o comunque e pedoni. Ed è un'azione che per noi ha comunque un grande valore. La condivisione delle migliori pratiche. Facendo questo tipo di indicazione noi abbiamo potuto avere a disposizione una serie di buone pratiche, da partire da Cesena, la stessa Cavallino Treporti, piuttosto che Ferrara, e abbiamo, confesso, anche un po' smontato quei miti delle grandi città ciclabili, perché poi come dire, andando a guardare i numeri si vede che ci sono questi grandissimi luoghi comuni che magari poi, andando a indagare, se vi posso dire la verità, la vera città ciclabile italiana è Bolzano, piuttosto che la nostra famosa Ferrara, piuttosto che Ravenna. Hanno tutti 5 bike smile, ma in questo caso comunque andiamo a vedere quelle che sono la consistenza del sistema. Sicuramente le politiche attuate vengono riconosciute, altrimenti questa situazione non viene rappresentata in modo organico. Sicuramente la competizione scatta, perché ci sono alcuni comuni che minacciano ogni volta e se la prendono come se fosse una questione personale, perché di fatto in qualche modo andiamo a fare leva su quello spirito di competizione sportivo sano. Nei comuni ciclabili in questo momento sono 136 i comuni aderenti, abbiamo 28 capoluoghi, tra cui Roma, perché Roma a luglio è entrata con 6 o 7 dei municipi comunali. Abbiamo fatto un'analisi municipio per municipio, dando anche a loro i vari punteggi. In sostanza, il 15% della popolazione italiana vive in un comune che noi abbiamo valutato, che non è poco, crediamo, essendo noi piccolini e in qualche modo andando a vedere quelli che sono le varie concentrazioni. Come vedete abbiamo fatto un esperimento nel 2017, ha iniziato settembre 2017, l'edizione nostra inizia a settembre e si conclude all'inizio dell'anno successivo, in modo che durante la stagione estiva, che è quella più ciclabile, il comune possa vantare la propria bandiera e la propria valutazione. Siamo partiti il primo anno con 69 comuni, eravamo partiti a settembre con 15, nel giro di un anno siamo riusciti subito ad arrivare a convincere della bontà del progetto. Mi ha molto tenera la città di Locorotondo, che come primissima cosa, sfidando le nostre analisi, ha avuto il coraggio di posizionarsi e di prendere un bike smile, è l'unico comune che ancora ha un bike smile, ma lui dal punto di vista turistico ci ha provato lo stesso ed è stato premiante. È una giunta molto giovane che, con un po' di ironia, devo dire la verità, però alla fine ci è riuscito, si è portato a casa un bike smile, ma rispetto a tutta la Puglia che non aveva niente di ciclabilità, si è comunque posizionato. Come vedete, da settembre, che era partito con un bike smile, nel giro di qualche mese, ovviamente con il supporto e l'insistenza e comunque il coinvolgimento dell'associazione locale che ha coinvolto le amministrazioni, vedete che anche Lecce è comunque una situazione del sud che, senza nulla togliere a loro, ha un assetto completamente diverso da quello nostro, sia viabilistico, sia di traffico che di
comunque di territorio completamente diverso. Nella seconda edizione, me la sono persa la slide, sì, ok, c'è stato un errore di numerino, nella seconda edizione siamo arrivati a 127 comuni, nella terza edizione siamo a 136 comuni. Quindi come vedete abbiamo buona parte del nord, abbiamo una concentrazione di comuni nell'Emilia, abbiamo quasi tutti i comunelli della costa abruzzese, quindi loro ovviamente sono favoriti dalla presenza della ciclabile adriatica, ma devo dire che in ogni amministrazione c'è stato un po' di entusiasmo rispetto a questa adesione, anche perché non si aspettano una valutazione così seria. Perché dico seria? Perché noi in realtà chiediamo dei requisiti abbastanza blandi. I requisiti minimi sono quelli di avere un pezzettino di ciclabile, ma di avere anche oramai, perché oramai siamo al quarto anno, a questo punto anche le azioni di governance devono avere un valore non nullo e anche dal punto di vista della comunicazione. Cosa significa? Che dal punto di vista della mobilità noi andiamo a misurare i chilometri o i metri di ciclabili urbani e periurbane con la classificazione, tra l'altro aggiornata rispetto a quello che è l'aggiornamento normativo, e tutti quelli che sono gli elementi di moderazione della velocità, ZTL, zone pedonali, perché dal nostro punto di vista non possiamo ciclabilizzare tutto il territorio. In realtà ci sono degli strumenti come la ZTL piuttosto che le corsie, le zone 30, che rappresentano una ottima estensione della zona ciclabile in sé, che ha una sua, non sempre può arrivare ovunque. Poi c'è il tema della governance. C'è il tema della governance perché le amministrazioni devono pianificare adesso per avere nel giro di qualche mese, se non qualche anno, una situazione ciclabile ottimale. Quindi andiamo a premiare quelli che sono i piani della mobilità, quelli che sono i piani del traffico e poi vedremo nel dettaglio quelli che sono gli elementi. Sul tema del cicloturismo, chiaramente la presenza di ciclabili o comunque di connessioni extracomunali è fondamentale e andiamo a valutare anche quelli che sono le strutture. Ovviamente un progetto di FIAB, perché non ne abbiamo trovati altri omogenei, andiamo a valutare quelle che sono le strutture che offrono un servizio al cicloturista. E poi c'è la nota dolente sulla comunicazione e promozione da parte delle amministrazioni, nel senso che il fatto di servire e dotare il territorio di infrastrutture non sempre è sufficiente per fornire quel servizio necessario al cittadino, perché la bicipolitana è uno degli strumenti più efficaci in questo senso, perché va a introdurre una mappa mentale prima ancora che la mappa fisica e l'utente che utilizza questa infrastruttura sa che ha delle fermate, ha dei tragitti, dei percorsi. Laddove non c'è neanche una mappa, diventa un po' complicato pianificare o comunque diventa più lento il processo di impossessamento dell'infrastruttura da parte del cittadino o del turista, perché il turista è la persona che fa un po' mordi-fuggi, quindi avendo una mappa sa che si può sbizzarrire nel momento in cui ci sono i percorsi. Il cittadino magari ha più tempo per potersi strutturare. Vi dicevo brevemente quelli che sono gli indicatori. Sicuramente andiamo a identificare l'itinerario Eurovelo o Bicitalia, che rappresentano la rete, diciamo, nazionale a questo punto. Itinerari regionali, extraurbani locali, sicuramente perché questa necessità di coordinamento extralocale è auspicabile. Sicuramente
inserire un percorso che non si inserisce in una rete non è particolarmente virtuoso per, come dire, il valore aggiunto dell'investimento. Per quello che riguarda le infrastrutture, le ciclabili, abbiamo fatto un ragionamento di adeguamento di quelle che sono i chilometri di piste ciclabili, ciclopedonali, corsia riservata. Sicuramente sono fondamentali i chilometri o le superfici, ma se quelli i pezzettini isolati valgono molto meno di quello che possano valere i chilometri in rete, che hanno un punteggio decisamente, diciamo, pari all'unità, se non più dell'unità. E quindi tutti i nostri indicatori vanno a verificare. Pensate che noi abbiamo 2 persone che attraverso la FIAB locale o con dei rilievi o con Google Maps di fatto ripercorrono tutta la mappa presentata dai comuni. Se posso dirvelo, i comuni più piccolini di solito sono quelli che ci provano a inserire delle strade bianche, delle cose così. I comuni più grandi sono quelli che mentono meno, se vi può, così, tanto per sorridere. Di solito noi facciamo sempre l'esempio, anche Caserta, se mettessimo tutti i vialetti della Reggia, sarebbe molto ciclabile. In realtà non è proprio così, quindi andiamo a verificare esattamente lo stato dell'arte della ciclabilità. Quindi le corsie ciclabili. Quest'anno abbiamo introdotto un pochino di indicatori in più perché abbiamo appunto una settantina di comuni che si accingono ad essere presenti per il 4º anno e quindi chiediamo di più. Abbiamo chiesto di inserire se mai abbiano fatto le case avanzate. Come vedete, questo vuol dire che per uno che non ne sa niente di ABC della ciclabilità, in realtà può capire che comincia a darsi dei criteri basici, ma sono dei criteri e sostanzialmente sono uniformi rispetto alle amministrazioni. Dal punto di vista della moderazione della velocità, anche le aree pedonali e dove sono collocate ovviamente vanno a contribuire ad ampliare le aree. Rispetto alla governance, voi vedete un indicatore purtroppo che l'Istat si è fermato nella valutazione, un indicatore per noi è il tasso di motorizzazione. È chiaro che è un tasso che dura, è come dire, una dinamica di lunghissimo periodo, però noi da qualche parte dobbiamo partire. Per esempio nella vostra zona, sia San Donà che Cavallino, e poi certo Jesolo e Cavallino hanno una conformazione molto molto particolare, hanno dei valori bassissimi rispetto alla motorizzazione, ma questo, come dire, è un incentivo ad andare nella direzione di spingere la ciclabilità. Sulle politiche, quindi vi dicevo, dobbiamo lavorare sul medio periodo, quindi c'è l'assessore alla delega dello spazio comune. Questo significa che abbiamo, come dire, la mission di porsi il problema della convivenza dentro lo spazio pubblico. Questa convivenza significa qualità dello spazio pubblico, condivisione dei percorsi e in qualche modo è un po' la stessa parallelo che io vedo nell'ambito del commercio, no? Il pedone e la bicicletta sono un po' come i negozi di vicinato, mentre la macchina è un po' invadente rispetto alle politiche della pianificazione e così anche i centri commerciali. Per cui il fatto di avere un punto di vista che possa salvaguardare l'equilibrio è un elemento abbastanza importante. Il Mobility Manager d'area, il PUMS, il Biciplan, il PUM, l'ufficio delle biciclette comunale, e poi andiamo a verificare quelle che sono le linee di bicibus e di pedibus, che le misuriamo specificatamente. Molti ci presentano solo dei pedibus, benissimo, ma è un primo passo per cominciare a essere sostenibili anche dal punto di vista della mobilità. Abbiamo chiesto quali sono le strade, le chiusure delle strade, e quest'anno abbiamo introdotto anche un tema non solo diciamo più aziendale. Io nello specifico mi occupavo prima di diventare direttore nella presidenza
del tema Bike to Work in CIAB. E quindi CIAB è un progetto che coinvolge le aziende e che con una cifra irrisoria consente di assicurare i dipendenti H24, un po' come sono i soci FIAB. In realtà come dire, i vantaggi sono un pochino diversi e il meccanismo è un po' diverso, però andiamo a promuovere l'adesione al club delle aziende amiche delle biciclette, anche le aziende del territorio. E poi arriviamo alla nota dolente, perché spessissimo, e quest'anno, visto che io sono responsabile dell'area comunicazione e promozione, quest'anno non cederò, ma i comuni che hanno 5 bike smile, ma non hanno una mappa scaricabile dal sito comunale, non hanno neanche una pagina dedicata a questo aspetto, potrebbero avere delle segnalazioni. Sicuramente andremo a segnalarlo prima di assegnare il punteggio, però sicuramente questo tema significa che è importante comunicare il servizio. Averlo solo istituito a volte serve a poco rispetto all'attività del cittadino. Quindi le mappe, eccetera, eccetera. In questo momento di Covid gli eventi chiaramente sono un tema difficile da gestire, se non impossibile. Quindi sicuramente gli eventi non saranno, come dire, una discriminante importante. Cosa vi racconto? Vi racconto quelle che sono le valutazioni di Cavallino, Jesolo e San Donà. Su Cavallino siamo al terzo anno di partecipazione, perché Cavallino, non so per quale motivo, è stata una sorta di mia scoperta. Con questo bellissimo nome io mi sono appassionata al territorio, avevo incontrato un tecnico del comune, no, in realtà avevo conosciuto una consigliera comunale e Cavallino si è inserito entrando immediatamente sulla quinta, sul top della gamma, perché i numeri, come vedete, loro hanno sicuramente una connessione con le ciclovie turistiche, hanno una rete ciclabile su quello che è il loro territorio molto diffusa, hanno però una facilità di intervento che in qualche modo, come vedete, non li ha, come dire, non hanno dovuto impegnarsi molto sulla governance, ma nell'ultimo anno hanno lavorato anche su questo, introducendo degli elementi anche di pedibus, di bicibus, che possano in qualche modo spingere l'amministrazione a lavorare non solo sul tema turismo, ma anche sul tema cittadini e attività, magari anche il periodo invernale. Come vedete la motorizzazione meno 23,40 e siamo in una situazione che però solo Cavallino può avere, perché sì. La stessa cosa anche Jesolo. Su Jesolo, anche Jesolo è entrato l'anno successivo a 3 bike smile, ha una situazione meno, come dire, meno infrastrutturata rispetto a Cavallino, ha una situazione di comunicazione, ma perché credo che strutturalmente Jesolo pone attenzione alla comunicazione, che sicuramente lo mette nella condizione di avere dei margini di crescita. Ha un territorio più complesso, sicuramente può lavorare per andare al quarto bike smile. E poi abbiamo San Donà di Piave. San Donà di Piave, secondo me, rispetto ai 3 comuni, è un'esperienza particolarmente ricca di spunti, perché voi potete vedere che in ogni ambito di valutazione viene restituita una certa attività, nel senso che c'è un tema di moderazione del traffico, c'è un tema di zone pedonali, il tema della governance, di pianificazione, e i territori sono abbastanza, come dire, omogenei da un certo punto di vista rispetto alla potenzialità della fruizione della ciclabilità.
Abbiamo anche in questo caso sulla comunicazione, però con Lorena stiamo già lavorando in questo senso, abbiamo tanti margini, nel senso che abbiamo tantissima carne al fuoco, è fondamentale sfondare e cambiare, sfondare, come dire, la percezione delle persone, la barriera all'ingresso della comprensione da parte degli utenti e arrivare attraverso la comunicazione a cambiare i comportamenti delle persone. Quest'anno abbiamo chiesto e ottenuto il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che solitamente fa un po' fatica a dare patrocini, per cui siamo molto orgogliosi di questo patrocinio e in realtà noi siamo partiti fin dall'inizio sia con l'INU, perché già per esempio la settimana prossima faremo un intervento oramai con l'INU e andiamo in tandem, e c'è sempre un tavolo, diciamo, coordinato sia da noi che dall'area, diciamo, area mobilità dolce dell'INU. Siamo partiti con un grosso collegamento con la Sapienza, è il centro di ricerca per i trasporti e la logistica, che in qualche modo ci ha studiato per capire che cosa avremmo potuto fare, e sono rimasti in qualche modo stupiti, perché la semplicità in qualche modo sta dando i suoi frutti, perché coinvolgere anche la città di Roma a farsi valutare è sicuramente una conquista rispetto a questi elementi. Il WWF, Città in Bici, insomma, abbiamo questi elementi. Sul tema della quarta edizione, alziamo l'asticella. Sicuramente il fatto di introdurre nella valutazione significa che all'interno della viabilità la casa avanzata è uno strumento che possiamo introdurre, e ci sono delle situazioni anche di insicurezza che varrebbe la pena a Milano so che le hanno introdotte. C'è un problema che i nostri automobilisti non sanno cosa siano, per cui si posizionano puntualmente davanti. Io sto cercando di raggiungere un TG regionale, un TG nazionale, qualcuno, per spiegargliele queste case avanzate, perché la gente comune non lo sa che cosa siano ancora. Però chiaramente con una maggiore diffusione in realtà sarà più facile farle funzionare. Le corsie ciclabili non mi soffermo perché è un tema che ha già affrontato Francesco. E poi abbiamo parlato con le aziende, perché con questa nuova rivoluzione bici di cui abbiamo già parlato, di cui siamo tutti consapevoli, e forse più voi siete in una situazione un po' più favorita. Noi a Milano abbiamo veramente visto questo boom della bicicletta e devo ringraziare davvero l'amministrazione comunale che ci ha creduto, perché voi non avete idea di che traffico c'è all'interno delle vie di Corso Buenos Aires. Corso Buenos Aires ha sempre avuto lo stesso numero di macchine di adesso, nonostante ci sia una corsia in meno, ma le persone in bicicletta che passano sembra di essere a Berlino, ed è una situazione veramente meravigliosa, perché una situazione così urbanizzata, così fitta, densa di traffico, significa veramente portare altre persone giù dalle auto e sopra le bici. Ecco, questi sono i miei tempi, nel senso che noi avremmo in qualche modo la possibilità di partecipare. Ci sono in serbo delle notizie importantissime a livello nazionale che io purtroppo mi devo mordere la lingua e non vi posso comunicare. Vi posso solo dire che insieme al Ministero stiamo facendo e lanceremo nel mese di dicembre una iniziativa fondamentale per promuovere la ciclabilità a livello nazionale. Non solo con Bici Italia, ma Comuni Ciclabili sarà la base per andare a omogenizzare l'informazione di tutte le reti ciclabili cittadine. Per cui è, come dire, un elemento fondamentale e ci stiamo lavorando ovviamente. Io, come dire, dal punto di vista della ciclabilità, io vi ho raccontato bene quelli che sono le misurabilità. Credo di fare un paragone banale nel dirvi che
anche le case adesso le classificano in classe A, F, G, Z, per dargli anche, come dire, un elemento del valore, economico. In qualche modo la misurabilità è sempre collegata a una misurabilità della qualità, per cui come dire, ci siamo già inseriti in un percorso per cui proviamo a semplificare ma a rendere accessibile a tutti un obiettivo che non sempre è così complesso, ma una visione olistica può in qualche modo essere fatta anche da tanti piccoli pezzi raccolti in un unico progetto, che è, come dire, la partecipazione a questo meccanismo. Chiudo solo per dire che effettivamente il avere un comparto unitario significa anche avere lo stesso linguaggio e maggiore forza e maggiore sinergia, insomma. Però non lo devo raccontare a voi. Grazie, credo di aver terminato. Grazie Valeria per la tua presentazione e per la passione che sempre metti in queste cose. Io direi che se l'incontro dell'altra volta aveva il titolo pianificare per le persone, il contro di questa volta si potrebbe dare come contro sottotitolo la complessità. Francesco Seni ci ha parlato della complessità della ciclabilità in termini urbani, in termini extraurbani, le grandi reti, eccetera, il tema della governance, e Valeria Lorenzelli ci ha ripreso le stesse cose e ce le ha messe in ordine, no? Ci sono 4 grandi aree: c'è l'area della mobilità urbana, l'area del cicloturismo, l'area dell'organizzazione del territorio, l'area della comunicazione, no? Ecco, per cui e su questa cosa della complessità c'è i tanti ingredienti, no? Allora, i tanti ingredienti, Valeria, sempre in questa, grazie che l'hai messa sul monitor con questa rosa delle 4 grandi aree, ci ricorda che bisogna, per avere un risultato buono, bisogna usare tutti gli ingredienti possibili. È come se io volessi fare un risotto e mi dimentico l'olio oppure il burro, non ci metto il condimento, oppure lo scuocio, oppure ho tutti gli ingredienti perfetti e poi chiamo il cuoco, ma il cuoco, poverino, non è capace di fare il cuoco e viene fuori una mezza schifezza pur partendo da ingredienti perfetti, no? Ecco, io posso avere la sala migliore posizionata in Corso Buenos Aires, il ristorante più bello del mondo, però dopo il cuoco è scadente. Oppure il cuoco è bravo ma sono scadenti gli ingredienti perché risparmio sul riso, risparmio sul burro o sul vino che è cattivo. Ecco, ogni cosa, io questa similitudine tra ristoranti e le ciclabili lo faccio sempre, perché come per far funzionare bene un'azienda ci vuole attenzione a tutti gli ingredienti, insomma, così pur per far funzionare la ciclabilità. Allora, la lista, io la chiamo proprio la lista check di comuni ciclabili. Ci sono comuni che dicono: ma io ho fatto un po' di ciclabili, sì, forse l'anno prossimo farò la cartina, ma non ne sono convinto, ho fatto tutto, cosa ci devo fare ancora? E io dico: beh, prendi la lista dei comuni ciclabili, guarda le cose che si possono fare, guarda quelle che non hai ancora fatto e organizzati, insomma, no? Per cui proprio la grande prospettiva di usare tutti gli ingredienti possibili come una checklist. Eccoci, io adesso direi che siccome abbiamo ancora una decina di minuti, ci sono aperte delle domande sia al primo relatore che al secondo. Se non ci fossero domande, ma comunque darei la parola in coda a quasi un po' a conclusione della giornata. Vedo che la città di San Dino de Piave è presente in forza, c'è il sindaco, c'è l'assessore, visto anche il dirigente adesso, per cui insomma, come si dice, ma penso che il sindaco sia sempre la persona giusta per tirare le sintesi delle cose, per cui due fatti: prima aprire le domande e poi in coda le conclusioni da parte del comune di San Dino de Piave. Qualche domanda? Sì, Marco, posso chiedere? Prego, assessore Marini di San Dino de Piave. Ecco, io volevo chiedere a Valeria se poteva dirci 2 parole anche su scuola comuni ciclabili, perché credo che siano anche dei momenti importanti per i comuni, opportunità e anche momenti di crescita dove, insomma, grazie a volte anche dei tecnici molto bravi, riusciamo a imparare e crescere insieme su queste cose. Certo, allora sempre
allora, nell'ambito della rete, di tutti i comuni che abbiamo, ogni anno, in occasione della valutazione o quando, per esempio, uno degli elementi adesso, in corrispondenza con la presentazione dell'INU, andiamo ad invitare le buone pratiche, andare a invitare le amministrazioni a raccontare le loro buone pratiche. Vi dicevo, noi con la nostra rivista BC, con un po' più di lentezza rispetto a quello che, perché ne escono 4 e andiamo a dimostrare i vari casi, no? A raccontare le varie casistiche. In realtà noi abbiamo scoperto, adesso tutti ne parlano del caso Cesena nel settore, ma in realtà adesso tutti la portano in giro come la Madonna del Rosario. In realtà il direttore dell'ufficio tecnico Granzone, credo si chiami, scusate, io sono un po' così, sì, credo che si chiami così, il direttore dell'ufficio tecnico del comune di Cesena ci racconta che è stato, come dire, è una delle persone più importanti rispetto alle nostre scoperte. In realtà abbiamo portato anche il sindaco di Parigi a raccontare la trasformazione che è stata fatta. Eravamo a Verona, vero Lorena, quando siamo stati a Verona, che c'eri anche tu? Allora poi sì, a Verona noi abbiamo avuto un ruolo attivo, però poi i momenti sono... Sì, più di una volta durante l'anno andiamo a costruire dei momenti riservati alle città che aderiscono nel momento in cui vediamo delle eccellenze, cerchiamo di andare a condividerle, oppure perché ci sono delle sollecitazioni e ci chiedono scusa, ma quella cosa come la potremmo fare? Allora tendenzialmente andiamo a costruire proprio un network di condivisione di buone pratiche. E di solito questo coincide con le occasioni, diciamo, di premiazione, non si dice premiazione, ma di consegna del riconoscimento, però tendenzialmente proviamo a mettere a sistema anche tutto il tema delle buone pratiche. Io, per esempio, avevo già portato San Donà, ma lo riporterò perché dal punto di vista della tenacia e della velocità delle trasformazioni sicuramente è un caso studio, nel senso che anche Milano, adesso noi avevamo l'assemblea di FIAB che doveva essere fatta il 24 di ottobre, in realtà con la pandemia, con tutti questi problemi, l'abbiamo dovuta trasformare in un evento online e le esigenze associative di bilancio e quant'altro non l'hanno reso possibile. Sicuramente andremo a costruire anche un momento di resoconto proprio tecnico operativo rispetto a questo tipo di scambio di interventi, insomma. Grazie Valeria. Altre domande? Abbiamo ancora 6 o 7 minuti. Se non c'è nessuna domanda, inviterei il sindaco di San Donà di Piave, Andrea Cereser, a fare una considerazione. Beh, allora intanto buongiorno a tutti. Sono in un parco di San Donà perché uno dei vantaggi che offre questo strumento del webinar, dei così convegni, incontri a distanza, è che uno può seguire anche mentre sta camminando. E dico questo e comincio con questo perché diciamo la situazione che stiamo vivendo adesso ci deve portare a ripensare anche alle caratteristiche dei nostri centri urbani, delle nostre città, immaginando che possiamo un attimo riconciliare la persona con l'ambiente e immaginare dei luoghi dove sia possibile, magari anche in un'ora e mezzo, insomma, riuscire a fare una passeggiata pur partendo dal centro di una città, che sia a piedi o in bicicletta, è sicuramente una delle sfide. Io volevo intanto ringraziare Marco per questo lavoro anche di individuare i relatori, i testimoni come
il caso di questa mattina, dove ci sono stati moltissimi spunti, tra l'altro su ambiti anche molto diversi tra loro. Ne cito solo alcuni. Diciamo la sfida di superare la frammentazione, che è sia culturale, e cioè la necessità di mettere insieme dei pezzi diversi e immaginare una visione anche nuova del mondo in cui viviamo. E lo dico alla vigilia di un consiglio comunale che domani vedrà presentare allo stesso consiglio una proposta di adozione di variante al piano degli interventi, vale a dire una città che cerca di attrezzarsi per affrontare le nuove sfide. E tra queste sicuramente anche sul tema della sostenibilità il modo in cui ci muoviamo. Che però non è solo una rigenerazione urbana, ma deve diventare anche una rigenerazione umana, quindi la combinazione di questi due elementi. Quindi il tema di superare la frammentazione amministrativa, ad esempio, ed è a mio avviso una prova che è stata data l'anno scorso dalla conferenza dei sindaci, decidendo di investire su un master plan della ciclabilità, immaginando ad esempio che per un territorio che conta ogni anno, a parte questo, quasi 25 milioni di presenze, una destinazione ciclabile anche in chiave turistica possa avere un risvolto anche economico, che non è indifferente rispetto alla possibilità di acquisire una reputazione a livello europeo, perché buona parte delle persone che frequentano le nostre spiagge provengono da territori che hanno una cultura diversa anche della ciclabilità. Ecco, io credo che questa sia una sfida importante che può anche combinarsi, che deve combinarsi con l'economia. Aggiungo, per superare la frammentazione, sicuramente è virtuoso il percorso che ha fatto Città Metropolitana di Bologna. Volevo però dire che la Venezia orientale con i suoi 22 comuni è esattamente il 50% di tutte le amministrazioni della Città Metropolitana di Venezia. Quindi indurre Città Metropolitana a completare questo percorso di diciamo biciplan su base metropolitana non è sicuramente un obiettivo irraggiungibile, anzi, tanto più perché c'è un precedente. La sfida di immaginare che lo strumento operativo che da una parte diciamo, fa crescere la cultura della ciclabilità e dall'altra produce dei risultati concreti attraverso l'adesione diciamo, al progetto FIAB, pure questa è una sfida alla portata che possiamo proporre alle 22 amministrazioni, perché né i percorsi ciclabili, né i luoghi da visitare, né i paesaggi, tantomeno la natura riconoscono i confini amministrativi. E quindi questo è, a mio avviso, proprio uno strumento concreto che ci può aiutare in questi obiettivi importanti che ci siamo posti, di cui abbiamo anche sentito parlare, anche rispetto alle novità che riguardano il codice della strada, e che necessariamente per comuni che di fatto sono piccoli, perché il più grande ha poco più di 40.000 abitanti e quindi fa fatica a strutturarsi autonomamente dedicando delle risorse che si occupino solo di questo. Però io credo, mettendo insieme dapprima la volontà e poi anche le risorse che abbiamo, immaginando di specializzare delle figure che lavorino anche per quei comuni piccoli che non arrivano ad avere 10 dipendenti, tanto per capirci, ecco, questo sia una sfida di senso. Quindi io volevo al tempo stesso, oltre che ringraziare i relatori per il contributo che ci hanno dato, anche a dimostrazione che le cose si possono fare, e quindi volevo anche così salutare tutte le persone che sono intervenute. Adesso erano presenti anche rappresentanti del mondo alberghiero, quindi non solo amministratori, ma per dire che gli obiettivi oggi richiedono proprio come strumento il fatto di lavorare insieme, pubblico e privato, quindi istituzioni ma anche imprese, e che una volta che questo avviene a fronte di un disegno condiviso, i risultati sono sicuramente alla portata.
Da ultimo una tirata d'orecchi all'ingegner Passigato, perché fare un esempio di ristorazione all'1-10 per me è pericoloso. Grazie. Grazie, grazie Sindaco. Se non ci sono altri interventi, se non ci sono, 1, 2, 3, ci sono, non ci sono? Sembra di no. Nessuno si sta facendo avanti. Se non ci sono altri interventi possiamo chiudere. Io ringrazio innanzitutto i due relatori di oggi, Francesco Senici e Valerio Lorenzelli, che ricordo essere, oltre che degli esperti del mondo FIAB, con vari ruoli, perché Valerio Lorenzelli è anche direttore generale o direttrice generale di FIAB, e Francesco Senici è stato per tanto tempo invece il presidente di CIAB, che è l'Associazione delle Aziende Amiche della Bicicletta, ma sono anche i nostri docenti al corso dell'Università di Verona sul tema promozione e mobilità ciclistica, quel famoso mini master da 40 ore che facciamo ogni anno, che faremo anche quest'anno in primavera, e che ha diplomato circa 150 persone. Eccoci. E per cui un punto importante per la formazione specialistica sul tema della mobilità ciclistica. Vi ricordo, e dopo chiudiamo, il terzo incontro, che sarà mercoledì prossimo, stesse ore, promuovere la bicicletta in città e nei territori, anche individuando ciclo itinerario a struttura leggera, per cui sì le ciclovie nazionali, tanto cemento, passerelle, ponti, espropri, ma anche strutture leggere. No? Ecco, per cui con metodi e strumenti innovativi, per cui i siti web, le tracce, le carte, ma anche le vedute spettacolari, perché a volte un bel filmino col drone fatto su un territorio, su un percorso bello, vale molto di più di tante altre cose, 3 minuti viste dal drone, insomma, no? Ti apre scenari diversi. E questo ce ne parlerà Patrick Koffler, che è il direttore di Helios di Bolzano, che è una società che ha iniziato facendo anche lavorando su Casa Clima Bolzano, per chi conosce il termine Casa Clima, sono stati uno degli ideatori insieme con l'Istituto di Bolzano. Poi però si sono trasferiti sul tema mobilità ciclistica specialistica e sono stati gli ideatori della famosa bicipolitana di Bolzano tanti anni fa, ma poi hanno fatto la promozione mobilità ciclistica nelle grandi città della Germania, Monaco di Baviera e anche Berlino hanno preso recentemente, per cui sono, diciamo, i consulenti comunicatori della ciclabilità delle grandi città della Germania. Eccoci, per fare una battuta, Monaco di Baviera spende 1,5 milioni di euro non per costruire piste, ma per promuovere la ciclabilità. Questo vuol dire che la comunicazione ha bisogno nelle città grandi di 1 euro a persona, 1,5 milioni di persone, 1,5 milioni di lire. Se San Donal mettesse 40.000 euro l'anno in comunicazione sarebbe già un bellissimo colpo. I comunelli piccoli da 10.000 abitanti sarebbe già un bel colpo, insomma, ognuno con la propria scala. Ecco, poi invece la seconda ora, la prossima volta avremo Patrizio Andreatta, che è coordinatore della PT, Azienda Promozione Turistica Valsugana, perché si dice sempre, ma poi sta roba qua, ma chi se ne occupa del cicloturismo? Ma chi deve andare a raccontare queste cose all'estero? No? Eccoci, per cui verrà lui e ci parlerà di promuovere i territori verso mercati selezionati, cioè andare a chi vado a promuovere il mio territorio, evidenziando i valori locali, che li abbiamo sempre definiti, ma soprattutto costruendo una comunità entusiasta del proprio territorio. Perché non c'è niente di peggio che parlare con delle persone quando vai a fare cicloturismo che non sanno le strutture, non sanno, invece devi parlare con persone entusiaste, il cittadino deve essere il cittadino che è il primo ambasciatore del proprio territorio fuori, insomma. Ecco, per cui avremo questi ultimi 2 interventi. Vi ricordo che tutto è registrato, le registrazioni saranno attivate alla fine del terzo intervento, per cui tutte saranno visibili da tutti, insomma, per almeno un mese sulle piattaforme, poi si darà modo di tenerle vive. Ecco, se non ci sono altre cose, se non ci sono interventi, io mi avvierei a chiudere, per cui se volete anche liberare i microfoni, salutare tutti. Grazie ai relatori, grazie ai partecipanti. Grazie, buona giornata. Grazie, buona giornata a tutti, arrivederci. Prossima. Salve. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti.